Buonasera, eccoci qua come sempre nello splendido negozio Abitare 3 dei fratelli Trevisan, negozio d'arredamento per la casa di Mestre, organizzazione come sempre dell'associazione Mestre Mia, terzo appuntamento stagionale primaverile con la rubrica Passione, Sport, Educazione. Questa sera abbiamo con noi un ospite speciale, presidente di una società mestrina, abbiamo Marco Chiozzotto, presidente del Calcio a 5 Città di Mestre. Buonasera a tutti. Grazie di essere con noi, adesso faremo la nostra classica chiacchierata, perché non è un'intervista, è una chiacchierata, come voglio sempre condurre io in questo senso. Marco Chiozzotto, tra l'altro un passato da calciatore, se non vado errato con l'Edo Mestre. Ho iniziato con l'Edo Mestre. Con l'Edo Mestre. Ecco, adesso diamo la parola a Marco Chiozzotto che ci racconterà un attimo come è nata questa società di calcio a 5 Città di Mestre che, attenzione, è in Serie A2, quindi è una società di grandissimo livello. Marco Chiozzotto. Allora, la società Città di Mestre ha delle radici che vanno un po' indietro nel tempo. Nel 2005, quando ho smesso di giocare a calcio, giocavo in seconda categoria a Michael. Che ruolo giocavi? Terzino sinistro o centrale, ma più terzino sinistro o centrale di adozione, perché magari mancava qualcuno, però non è che il mio fisico mi permettesse di esprimermi al meglio come centrale difensivo. Però insomma, finito, smesso di giocare a calcio, nel 2005 il presidente del malcontento del tempo, il signor Pasquale, aveva deciso di non iscrivere più la società al campionato di seconda categoria. Allora eravamo rimasti degli amici e abbiamo deciso di intraprendere appunto questa avventura del calcio 5, perché numericamente era più facile anche raggiungere il numero sufficiente per poter giocare in campionati. Abbiamo iniziato con campionati amatoriali del CSI, pian piano che facevamo strada abbiamo visto che comunque riuscivamo ad avere anche dei successi e ci siamo messi in discussione provando a giocare con la Serie D. Abbiamo fatto la Serie D per 3 anni, e in 3 anni siamo sempre arrivati ai playoff, al terzo anno siamo riusciti a salire in C2 e poi andando avanti nella C2 abbiamo deciso con i dirigenti del tempo di capire se valeva la pena di fare uno step superiore, cioè o restare a navigare in C2 ma era un passatempo buttando via anche dei soldi, oppure provare a costruire qualcosa con i nostri mezzi. Ecco, facciamo vedere anche il gagliardetto della società, così. Questo è il gagliardetto della società, nostri che ovviamente si riconduce appassionati molto allo scudetto del calcio Mestre, di cui noi comunque siamo collaboratori e collaboriamo insomma volentieri con loro. È una bella cosa questa. Sì, assolutamente. Qua il nostro scudetto porta 2 date, appunto al 2005, l'inizio dell'attività come Calcio 5 Malcontenta, e nel 2013 abbiamo cambiato denominazione sociale, grazie anche al nostro amico Raffaele Speranzon, che è un mestrino doc, ci ha dato una mano, lui essendo al tempo che era assessore allo sport della provincia di Venezia. Lo salutiamo Raffaele. E con lui abbiamo iniziato ad avere un dialogo con l'amministrazione pubblica e allora da di là abbiamo cambiato denominazione dalla C2, pian piano abbiamo fatto i nostri passi e siamo arrivati 2 anni fa abbiamo vinto il campionato di Serie B, l'anno scorso abbiamo fatto il primo campionato di A2, ci siamo classificati sesti a un passo dai playoff. Noi il nostro obiettivo ogni anno è sempre quello di provare a migliorarci e ci siamo fino adesso sempre riusciti, infatti adesso noi ci stiamo giocando i playoff promozione in A1. È molto difficile, però sabato andiamo a giocare a Pomezia e lì ci giocheremo le nostre carte. Insomma, ecco, ma questi playoff giocate a Pomezia contro il Pomezia? Giochiamo contro il Pomezia, la vincente poi andrà a giocare la finale contro le perdenti dei play-in e la vincente va in A1. Ho capito. E secondo te quante possibilità avete di riuscire in questa impresa? 40%. Sono più forti loro? Sono più forti loro. O è una scaramanzia? No, diciamo che oggettivamente loro è stata una squadra costruita per vincere, non sono riusciti a vincere il campionato, hanno delle pressioni, hanno avuto un budget, hanno fatto delle spese ingenti, molto probabilmente loro hanno una pressione da parte della società, da parte del pubblico che si aspetta che questa squadra vada su. Noi è stata una bella avventura perché abbiamo iniziato, consci dei nostri mezzi, però non pensavamo di avere tanta qualità da poter comunque competere con società più grosse e più strutturate di noi, però alla fine della regular season siamo arrivati al primo posto a pari merito con altre 2 squadre per la classifica Vulsa. Noi ci siamo classificati secondi e abbiamo fatto i playoff, abbiamo giocato contro Massa,
2 sabati fa abbiamo vinto, abbiamo giocato sabato scorso con la Sampdoria, che era l'altra squadra corazzata del nostro girone che doveva vincere il campionato, abbiamo vinto bene. Loro hanno una maglia blu cerchiata? Tu una maglia blu cerchiata, sì, proprio, e si chiama Sampdoria Futsal. E il sabato scorso c'è stata proprio un'apoteosi, il Franchetti, che era dove giochiamo noi in casa. Ecco, questo è proprio questo football, no? Perché era football do Salao. Esatto. Ecco, dopo è diventato calcio a 5. Calcio a 5. Ma come mai? Cioè, non c'è una motivazione oppure... Sinceramente non saprei dirle qual è la motivazione poi che si è chiamato così, molto probabilmente è stata una traduzione in italiano del... Perché una volta, cioè diversi anni fa, io ricordo ma forse 20 anni fa probabilmente, o forse anche di più, si organizzavano dei tornei a Mestre, non so se ti ricordi, e anche a Venezia addirittura, nei campi, il canicole forse che nei campi, proprio con la nomea di football do Salao, sì, e c'erano sì. questi tornei, poi piano piano è diventato... molto probabilmente si è strutturati, magari la federazione ha dato una denominazione più consona all'italianizzazione del nome, infatti è calcio a 5 molto probabilmente perché si gioca in 5 nel campo. Ecco, voi dove giocate, dove vi allenate? Allora, noi, la prima squadra nostra gioca al Franchetti, qui Alla palestra del Liceo Franchetti. Liceo Franchetti, e ci alleniamo lì. Poi il settore giovanile è un po' dislocato nelle varie palestre. Quindi avete anche un settore giovanile? Abbiamo anche un settore giovanile dove abbiamo praticamente... Ma nelle diverse categorie? Delle diverse categorie, dai Cioè, bambini, pulcini, i primi calci, pulcini, esordienti, l'under 15, l'under 17 non siamo riusciti a farla per carenza di bambini, Quindi di avete ragazzi. tanti iscritti allora? Sì, siamo 120-130 tesserati, insomma. I colori sociali sono doverosamente Arancione perché io non sono mestrino, sono molto mestrino. Molto mestrino. Beh, ma anch'io ricordo, guarda, io posso dirti che nel 1971 c'era la vecchia formazione della Mestrina che dalla Serie D andò in Serie C, era quella famosa con Tiengo, Rama, Bardella, Spangaro, Groppi, Pettenò, Eusebi, Lazzaretto, Galimberti, Grigoletti e Bianco. Quella era una super mestrina che andò in Serie C, poi purtroppo andò giù subito e poi c'è stata negli anni a venire la fusione e buonanotte. Perché infatti la settimana scorsa abbiamo avuto come ospite il presidente e il capitano della squadra del cricket, che loro invece è Città di Venezia e loro usano la maglia arancio-nero-verde proprio in omaggio alla Città di Venezia. Per me è una pugnalata al cuore, perché... ma non vuole essere neanche una cosa campanilistica, cioè, anzi io sono felice e contento di vedere Città di Mestre e che abbia la vecchia maglia arancione che era quella della nostra città. Noi proprio arancionieri dall'inizio alla fine, anche i bambini, anzi diciamo approfitto proprio perché secondo me noi ci crediamo molto. Ma è anche una cosa giusta, no? Ci crediamo molto al settore giovanile, perché faccio un po' ricordo di quello che era successo a me quando ero bambino. Avrei sempre voluto giocare col Mestre, ma forse non ero talmente bravo di poter giocare, però lo seguivo. Mio papà era fotografo, dava una mano a Lucchi Foto, che era il fotografo ufficiale della Mestrina, che era in fianco al Bar Tevere, insomma. Bei ricordi. Mio papà mi portava agli allenamenti, mi portava delle partite, io ero sempre là, e da di là poi comunque ho sempre sentito la mestrinità grazie allo sport di Mestre, insomma. Poi comunque anni fa lo sport di Mestre eccelleva nel basket, eccelleva nel pallavolo. Ma sai, a Mestre, appunto, io ricordo, tornando a quei tempi là, ci fu la famosa partita con la Triestina, no? Che decideva. A Mestre vinse la Mestrina 1-0 con un gol di Bianco. Andammo a Trieste e vinse la Triestina, tra l'altro su passaggio di Marini che poi andò all'Inter e andò sulla Triestina. Ma la Mestrina all'epoca, io ti posso assicurare, faceva 6.000 spettatori. Cioè, quindi vedere la Mestrina, non so, era quasi... Ci sono state anche punte quando ero in C1, che lo frequentavo lo stadio, c'erano 10.000 persone, insomma. I derby di C2 col Venezia erano storici, insomma. Erano tempi dove veramente vedere la Mestrina era qualcosa, insomma. Adesso purtroppo i tempi cambiano, le bandiere non esistono quasi più. No. Comunque, vabbè, noi siamo qui a parlare del calcio a 5. C'è ancora qualche nostalgico che ci crede, dai. Del calcio a 5 Città di Mestre. Va bene, allora... E poi posso dire che si chiama Città di Mestre, perché al tempo io avevo chiesto l'iscrizione come Mestre calcio a 5 e la federazione mi aveva bocciato l'iscrizione come Mestre calcio a 5 perché era troppo simile alla C Mestre. Allora noi abbiamo pensato di metterci Città di Mestre. Però mi sarebbe piaciuto chiamarmi solo Mestre calcio a 5, ma Città di Mestre è anche troppo lungo. Vabbè, insomma, dai. Cosa volevo dire? Ecco, ma come vivete adesso questi playoff? Come i giocatori?
Cioè, perché tu mi hai detto 40%, loro invece in animo? No, loro molto probabilmente sono consci dei propri mezzi. Diciamo che poi comunque la viviamo in una maniera serena, perché noi abbiamo iniziato la stagione per migliorarci, però migliorarci era entrare nei playoff e giocarci playoff, ma senza grosse ambizioni. Ovvio che se le cose vanno bene, noi grazie al nuovo sponsor che abbiamo, che è Green Project Agency, che è lo stesso del Venezia Calcio, e ci ha dato una sicurezza anche a livello economico. Si riesce a coprire una buona... Assolutamente sì, con dei programmi, è uno sponsor, abbiamo un contratto per 3 anni, pertanto ci permette di poter programmare le nostre stagioni anche future con una certa tranquillità e anche con un certo peso specifico. Ecco, i giocatori, quantomeno quelli insomma, di punta, hanno un contratto? Hanno tutti un accordo economico depositato in federazione, pluriennale per alcuni annuale. Adesso noi sinceramente non abbiamo ancora pianificato nulla, perché viviamo la giornata, poi certo. se sabato usciamo, per noi è finita la stagione, allora cominciamo a programmare già la stagione prossima. Ho capito. Però i ragazzi non hanno la pressione, dovete per forza vincere altrimenti vi mando via, anzi sono dei ragazzi veramente meravigliosi che non chiedono... Avete anche stranieri in squadra? Sì, abbiamo 5 professionisti stranieri. Sono di che nazionalità? Abbiamo 2 spagnoli e 3 brasiliani, anzi sono 6 a dire la verità, però sono ragazzi che lavorano anche, studiano? No, allora, uno Eric Bellomo lavora e gli altri 5 fanno professionisti, si mantengono il calcio a 5, sì. Però, quindi voglio dire, ci sono contratti anche abbastanza... Sì, importanti, e la cosa che a me piace dire è che da noi nessuno avanza un euro, pertanto i ragazzi quando sono qua... Questo non è poco. Essendo ancora comunque sotto il dilettantismo, che non ha le garanzie del professionismo, quando comunque i ragazzi sanno che prendono quello che sia stato pattuito, penso che per loro vivono in una maniera serena. Ci sono tante società dilettantistiche che purtroppo o gioco forza o perché fanno i furbi, magari poi gli ultimi mesi tirano indietro e i ragazzi stanno male, perché i professionisti, nonostante, si ripeto, sia un status di dilettantismo, vivono con quello, mandano i soldi a casa e ai figli che vivono. Certo. Ecco, voi giocate il sabato, il venerdì? Il sabato alle 4. Il sabato alle 4. Sì. Che seguito avete? Avete tifoseria? Allora, abbiamo una tifoseria storica e adesso qua con i playoff proprio abbiamo avuto un seguito incredibile. Quindi organizzano anche il pullman magari? Stiamo cercando di organizzare il pullman per andare giù a Pomezia, stiamo vedendo, perché abbiamo difficoltà a trovare proprio reperire il mezzo, perché ci sono i mezzi. Chi sta ascoltando, ci sono i mezzi, ma non ci sono gli il calcio a 5 città di Mestre. Esatto, avevamo fatto un annuncio anche su Facebook e sulla pagina Instagram. Pertanto già la segreteria aveva ricevuto delle adesioni, ma non riusciamo a garantirle perché purtroppo non riusciamo a avere l'ok da parte degli autotrasportatori, cioè di chi dovrebbe fornirci il mezzo. Ecco, allora, nel calcio, meno rispetto a una volta, purtroppo tra gli spalti, tra i tifosi, succedono delle cose abbastanza brutte, no? Scontri. Nel caso vostro, nelle partite di calcio a 5, ci sono scontri anche tra tifosi? Allora, tendenzialmente da noi abbiamo un pubblico, anche quando abbiamo gli ultras, molto caldo, ma restano sempre nei limiti del decoro. Anzi, voglio dire, sabato scorso avevamo il tifo, tamburi, bandiere, trombe, e il delegato della federazione, della divisione calcio a 5, ci ha fatto i complimenti perché ha detto un pubblico strepitoso, ma sempre corretto. Ha fatto il Quanta tifo, gente potrà venire? Noi possiamo tenere 200 persone e fate il top, fate il pieno? Sì, anzi sì. C'è gente che rimane. Ci tocca mandare la gente a casa, però nell'ambiente chiuso raddoppia il rumore. Ho avuto anche piacere che il presidente della squadra, diciamo, che abbiamo battuto, che la Sampdoria, ci ha fatto i complimenti per il tifo, ha detto è difficile giocare in un palazzetto con questo tipo di tifo, l'hanno subito. Ho capito. Cosa voglio dire? Io ricordo così a memoria, perché c'è stato un periodo, diversi anni fa, che ho allenato i ragazzi della parrocchia qui nostra, facevamo il campionato CSI di calcio a 5, io ho allenato i ragazzi che avevano 11 anni, anche ottenendo delle belle soddisfazioni. Io mi ricordo, almeno a livello così di ragazzi, che un colpo, diciamo un tiro fondamentale, era quello tirare di punta, che nel calcio vero, quando tiravi di punta, detto in gergo il famoso punton, è uno scarpone. passavi per essere uno scarpone,
Mentre nel calcio 5 io ricordo anche ai ragazzi, con la scusa che io seguivo, dicevo ragazzi mi raccomando, palla bassa e appena arriva l'occasione puntone. Questa cosa è ancora reale? Assolutamente sì, è un colpo fondamentale nel calcio 5 perché diciamo non dà il tempo al portiere di reagire, nel senso che quando un calciatore vede che calcia il portiere già si predispone per la parata. Calcio 5, se uno a parte la potenza nel tiro, lo prende di punta, anticipa il movimento e il portiere di solito resta di sasso, resta fermo. Il discorso che si potrebbe fare, che si dovrebbe fare, che mi piacerebbe fare, è un po' appunto questa sinergia che si dovrebbe instaurare tra il calcio 5 e il calcio 11 a livello giovanile, dove noi sappiamo che in altri paesi che culturalmente a livello del pallone sono all'avanguardia, tipo la Spagna, tipo il Brasile, questa collaborazione tra il calcio e il calcio 5 è diciamo radicata nelle scuole, nei vari club. Perché? Perché se un bambino impara a giocare a calcio in uno spazio ristretto, comincia a ragionare in maniera molto più veloce perché gli spazi si restringono, diminuiscono e impara a pensare in breve tempo, mentre nel calcio hai più tempo, sei più compassato, il calcio è molto più veloce. Nel momento che tu hai imparato a giocare a calcio 5 e sposti la tua esperienza nel calcio 11, comincerai a ragionare molto più veloce e questo è un vantaggio nei confronti degli avversari. Molti campioni del calcio vengono dal calcio 5, insomma, soprattutto in Brasile. Ma questa è una verità assoluta. Mi pare che ne avesse preso anche uno l'Inter anni fa, che era un campione di calcio 5 e poi... No, ma è vero perché in effetti c'è una velocità incredibile, no? Io ricordo, e questo, dettato da questo anche, da questi ritmi direi molto veloci, mi pare che ci sono anche cambi abbastanza veloci, cioè un giocatore difficilmente resta, cosa sono 20 minuti per tempo? 20 minuti effettivi, pertanto alla fine sono 45 minuti, è come una partita di calcio. Quindi credo che sia difficile, a parte il portiere che un giocatore resti in campo per tutti i 20 minuti, ci sono cambi veloci. Allora, no? è vero, sono fondamentali i cambi. Noi adesso nel mio caso, nel nostro caso, abbiamo un paio di giocatori che restano di più perché proprio sono insostituibili e danno quella garanzia di gioco, di sicurezza e magari anche il modo loro di giocare gli permette di, come posso dire, mantenere le forze tutto durante l'arco della partita. Però il calcio 5 è un movimento diciamo perpetuo, è scatto e fermo. Sono poche pause, diciamo che in questa cosa assomiglia molto più al basket e come al basket assomiglia molto anche a livello di risultato alla fine, perché una partita di calcio a 5 può cambiare nell'ultimo minuto. Esatto. Quello è il bello e il brutto di questo sport, perché quando va bene è molto bello, ti esalta, magari sei sotto i 2 gol, riesci a fare 3 gol in 2 minuti e ti cambia la giornata da così a così. Il contrario quando lo subisci. Esatto. Ecco, voi come giocate? Come schema, modulo, chiamiamo 2-2, 1-3? In base alla partita, in base agli avversari, diciamo che comunque noi giochiamo, si può giocare a uomo o a zona, il nostro allenatore gioca a uomo. Ecco, chi è il vostro allenatore? Luca Mastrogiovanni, è un veneziano trapiantato a Padova. Però, ex calciatore? Sì, anche giocato anche lui a Chirignago, qua ha giocato nella zona nostra, dopo si è trasferito a Padova per lavoro e vive a Padova adesso. Ecco. Vogliamo fare magari un paio di nomi oppure non te la di giocatori magari quelli di punta? No, noi posso dire, allora, di punta i nostri stranieri sono tutti diciamo stranieri di un certo livello, su tutti c'è Saul che è un ragazzo che ha 36 anni, ha giocato in Spagna col Movistar, cioè nel miglior club spagnolo. Difensore o punta? Lui è un diciamo più un regista difensivo. E poi qua dei nostri ragazzi abbiamo Nicolò Biancato che è l'unico che è iniziato nel 2013 con noi in Serie C2, adesso si trova in A2, è il nostro capitano storico, ha iniziato aveva 19 anni, adesso sono 10 anni che è qua da noi. Poi quindi ha fatto tutta la carriera, diciamo. Lui giocava nel Venezia Calcio 5 nelle giovanili, poi quando il Venezia Calcio 5 è fallito, non esiste più. No, è fallito, esatto, non esiste più. Diciamo che i colori del Venezia però lo dici con una punta quasi di soddisfazione. No, è una battuta. No, diciamo che la venezianità nel calcio 5 è stata diciamo ereditata dalla Fenice, si chiama Fenice Venezia Mestre, ma è sempre per questione di colori che la Fenice, pensa, c'è anche la società di atletica, la Fenice Mestre, è una, pochi lo sanno, delle più vecchie società sportive a livello generale e il prossimo anno compirà 100 anni. Oh, la miseria. È stata fondata nel 1923. La Fenice Venezia Mestre si chiama Fenice, poi hanno un po' ereditato i colori arancio, nero, verdi, perché loro all'inizio, se non sbaglio, erano arancio, blu.
È una società che qui a livello giovanile ha molto, molto appeal e hanno ottenuto dei ottimi risultati. Diciamo che a livello giovanile possiamo dire che sono una delle società più forti in Italia. E voi vi allenate sempre qui al Francesco? Sì, noi ci alleniamo in alternanza con loro. E quanti allenamenti fanno alla settimana? Fanno la prima squadra fa 4 allenamenti loro e 4 allenamenti anche noi. 4 allenamenti? 4 allenamenti più la partita, sì. Quindi è un impegno anche abbastanza... Sì, diciamo che è diciamo, un semiprofessionismo, perché alla fine se uno pensa che su 7 giorni 5 li ha impegnati a fare sport tutte le sere, facciamo lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì pausa, sabato si gioca e la domenica si riposa, però magari vai in trasferta, vai via il venerdì pomeriggio, sabato giochi e ti resta la domenica libera. Abbiamo ragazzi che hanno anche famiglia, insomma è un impegno per le famiglie che posso capire che... Ecco, veniamo a una domanda così. Però se mi permetti volevo dire che volevo fare anche un po', noi abbiamo anche dei ragazzi mestrini che giocano con noi, che è Luca Mazzon, che è il nostro bomber. E dopo una corte spietata sono riuscito a portarlo a Mestre l'anno scorso. Dove giocava prima? Ha iniziato a Bissuola, poi è stato tanti anni a Villorba, è andato a giocare col Petrarca a Padova e dopo alla fine ha ceduto alla corte del sottoscritto. Poi abbiamo Bordignon Michele, che è diciamo il nostro vice capitano, che è quel ragazzo che fa 39 minuti su 40 perché è molto molto bravo, e diciamo che lui ha famiglia, il seguito della famiglia, e anche lui da molti anni che è da noi. Però anche il portiere, secondo me, proprio nel calcio a 5 ha un ruolo fondamentale, quasi, oserei dire quasi di più che nel calcio a 11. Assolutamente, no, di più. Perché avere un grande portiere, un po' come nella pallanuoto. Esatto. Noi abbiamo due ragazzi molto molto bravi, abbiamo 2 ragazzi molto giovani che sono promettenti, per i 2 della prima squadra è un brasiliano professionista, si chiama Gustavo Bertoli, e poi abbiamo Giovanni Villano, che è un ragazzo di Padova, che però a dimostrazione, lui è un arancio-nero nel cuore, diciamo che la sua padovanità è perché abita là, ma lui veramente è un ragazzo che sente la maglia, sente i colori, sente lo scudetto che porta sul petto, e tante volte ha dato dimostrazione di quello, di tenere molto molto alla società, anche a costo di sacrifici suoi, proprio lui sacrifica del suo pur di onorare la maglia. Ecco, una domanda che mi viene così spontanea. Allora, il beach volley, che con tutto rispetto, per carità, bellissima disciplina, però è un'emanazione chiaramente della pallavolo. Cioè, il calcio a 5 è un'emanazione, ma sempre il calcio fa parte delle discipline olimpiche, il beach volley fa parte delle discipline olimpiche, il calcio a 5, almeno io a mia memoria, non ho mai sentito parlare, oppure che ci sia una possibilità, l'apertura di una porta verso uno spiraglio che il calcio a 5 possa diventare disciplina olimpica. Ma perché questo? Non lo so, al momento attuale il calcio a 5 non è disciplina olimpica, questo ha procurato che ci anche, potrebbe stare, assolutamente, che è giocato sì, in tutto il mondo. Tutto il mondo ha un seguito, se noi pensiamo che comunque chi frequenta, chi fa calcio a 5 anche a livello amatoriale o tra amici è un numero veramente enorme. E poi se lo fai a livello diciamo agonistico, di società ce ne sono tantissime. Noi abbiamo la divisione calcio a 5 che diciamo fa parte della FIGC, però il fatto che non sia sport olimpico ci ha creato anche noi società dei problemi a livello anche a livello fiscale con gli sponsor, perché con la crisi del Covid diciamo c'è stato un decreto in cui si poteva recuperare il credito d'imposta sulle sponsorizzazioni che sono state fatte le società. Allora, o erano società professionistiche o erano società diciamo che facevano sport olimpico, e la gente quando lo sponsor mi viene a chiedere: Marco, mi fai la dichiarazione che il calcio a 5 di Città di Mestre fa uno sport olimpico? Non ho potuto farlo, pertanto sono rimasti un po' diciamo tra virgolette spiazzati, e questo l'ho fatto anche notare diciamo nella maniera che potevo alla federazione, dicendo: ci sono delle battaglie da fare, facciamo delle battaglie che abbiano un senso e che possano dare possibilità a questo sport di espandersi, di crescere e di avere più seguito, perché è inutile che facciamo tante manovre magari di marketing, ma poi alla fine pratica chi può far andare avanti questo sport sono gli sponsor, i presidenti che ci mettono soldi. Allora facciamo sì che si possa avere un ritorno anche a livelli fiscali, e questa è stata un'occasione persa. Molti sponsor noi sono legati più per amicizia, più perché seguono la squadra diciamo a livello personale, ma se dovessimo crescere anche noi, insomma gli sponsor guardano anche il loro conto, certo, il rendiconto personale, un ritorno di interesse, non è che lo fanno solo pro bono, ecco, tutto lì.
Ecco, veniamo al settore giovanile, per esempio, no? Allora ci sono ragazzini che, praticamente quelli più giovani, adesso mi viene un'età 8, 9, 10 anni per esempio, vengono da voi per fare il calcio a 5, ma restano abbastanza oppure vorrebbero fare il salto nel calcio a 11? Cioè avete perso ragazzi perché per esempio inversamente nel calcio a 11 molti sono passati al calcio a 5, questa è una verità. Ma dal calcio a 5 molti vogliono poi tentare di passare al calcio a 11, nel caso vostro avete perso dei giocatori? Allora, noi abbiamo avuto una grossa problematica con il Covid, una fascia d'età l'abbiamo persa, l'Under 17 non siamo riusciti a organizzare un po' perché comunque quelli che c'erano rimasti per dargli la possibilità di giocare sono andati anche in altre società, e mentre abbiamo fatto un grosso implemento nella parte bassa dei bambini. Allora, a me il settore giovanile è una cosa fondamentale, un po' perché spero sempre comunque di trovare qualche giocatore funzionale per la prima squadra, ma soprattutto perché credendo nel messaggio che dà lo sport, l'educazione, far divertire questi bambini che comunque adesso si trovano a essere magari rinchiusi in una stanza con un videogioco, si sta perdendo un po' la socialità, un po' il fatto che quello che noi quando giocavamo eravamo per strada dalla mattina alla sera e lì c'era l'aggregazione e lì comunque avevi poi il tuo spirito, magari ti sentivi del tuo quartiere, della tua via, ti creavi un'identità. Nel settore giovanile io spero appunto che venendo a giocare nel Città di Mestre possano sentirsi l'identità mestrina. Ho avuto dei video dei bambini, degli esordienti che quando mi dicevano cantavano mestre, mestre, mestre. E, che bella questa cosa. Sì, assolutamente sì. E penso che se una città scopra o trova o senta l'identità propria nei propri cittadini è perché crescono magari negli ambienti sportivi della città. Ecco, ma lei, non so se ha figli lei. Sì. Ecco. Allora, non tanto sui film, ma un ragazzino, anche se io rimango sempre dell'idea che non deve essere il genitore a spingere il figlio a giocare, come anche non deve essere il genitore a spingere il figlio a suonare il pianoforte e quant'altro. Lei in ogni caso propenderebbe per portarlo a fare calcio a 11 o calcio a 5? Allora, io dico... lei che ha giocato a calcio. Sì, io ho giocato a calcio, sono due cose diverse. Diciamo che tendenzialmente i genitori adesso sono molto più protettivi di una volta, no? Una volta ti andavi, ti assavi in strada, alle 8, esatto. Adesso sono sempre che li tengono. Allora, il fatto di dover tanto magari portarlo a calcio, adesso io gli faccio un semplice esempio. Calcio a 5, a prescindere che motoriamente può dare delle differenze dal calcio a 11, lo fai in ambiente chiuso. Allora adesso l'ambiente chiuso magari ti preserva da ammalarti, da saltare i giorni di scuola, che poi se ti saltano i giorni di scuola ti dicono non ti vengono più a allenare perché devi recuperare i giorni di scuola. Allora questo potrebbe essere un vantaggio del calcio a 5. Poi è il bambino che trova la sua strada. Molto sono influenzati dal fatto che magari l'amichetto va a giocare a calcio. Allora ecco pure, ma voi ne avete persi allora? Sì, come li abbiamo persi li abbiamo acquisiti. Ecco. Nel senso che magari il mio amico chiama, è un dare e avere. Noi assolutamente, poi in principio non è che andiamo a forzare la mano a nessuno. Se il bambino fa piacere restare in questo ambiente, vuol dire che si trova bene e a noi ci fa piacere. Se il bambino decide di andare via perché l'amichetto è andato via, chiediamo il motivo perché dobbiamo molto probabilmente correggere degli errori che abbiamo fatto. È una crescita anche nostra personale, però assolutamente è accettato, il bambino va dove vuole. Ci sono altre società invece che ragionano sul fatto che il bambino è una quota, 300-400 euro, e si scannano tra di loro su delle cose che per me sono inconcepibili. Sarà perché noi non lo facciamo per guadagnarci, anzi ci rimettiamo tempo e denaro, però crediamo su quello che facciamo. Pertanto non hanno nessun tipo di pressione né i bambini, cioè bambini assolutamente no, tanto meno i genitori. Ecco. Nel caso c'è un po' di più confidenza, si chiedono come mai hai deciso di andare là e ti dicono i loro motivi. Tutto. Ecco, un'altra curiosità, la numerazione delle maglie. No? Nel calcio ormai una volta eravamo abituati alle maglie da 1 a 1, tu sapevi che l'11 era Gigi Riva o per conto il 9 poteva essere Anastasi, queste cose qui. Andate da 1 a 5 oppure i ragazzi scelgono la maglia, il numero di edizione libera con un nome dietro le spalle. Col nome dietro le spalle. Quindi uno potrebbe avere anche il 90? Sì, noi abbiamo Saul che ha 84. Sarà l'anno di nascita. Adesso non vorrei dire una stupidaggine, ma penso che sia un anno di nascita. Ecco. E Saul sono tutte personalizzate, che poi queste magliette magari allo sponsor, gli amici. È anche piacevole appunto che sia una maglia che si capisca di chi è, insomma. Ecco, un'ultima domanda, poi invece se tu vuoi dire qualcosa particolarmente, l'ultima domanda che ti faccio io è questa. Il calcio 5 secondo me è
più corretto del calcio, nel senso che a mia memoria, se c'è contatto fisico, io ricordo, l'arbitro interviene subito, immediatamente. È ancora così? No. E perché no? No, è molto simile al calcio. Ci si può anche... ovviamente i falli su falli, spallata, cioè il contatto di spalla è proprio simile al calcio, la scivolata. E l'infortunio? L'infortunio purtroppo esiste. Noi abbiamo purtroppo perso un ragazzo brasiliano, durante la partita, si è fatto male ai crociati, è stato operato la settimana scorsa dal dottor Buongiorno, adesso sta andando bene il suo recupero, però gli infortuni sono abbastanza frequenti. Ho capito. Quindi cosa possiamo dire? In bocca al lupo. Bocca al lupo. Città di Mestre, viva il lupo, dico. Viva il lupo. Calcio a 5, Città di Mestre. Se vuoi dire ancora voglio ringraziare. Intanto parto dal settore giovanile, abbiamo l'Academy Mestre che collaboriamo, sono due società differenti, però collaboriamo quotidianamente. Ai dirigenti dell'Academy che hanno veramente creato un gruppo importante di bambini come numero, e stanno avendo delle grosse soddisfazioni. E poi ringrazio tutti quelli del Città di Mestre, che dai dirigenti agli accompagnatori, ai tifosi, agli sponsor, ai genitori che con la loro pazienza, il loro interesse, il loro sostegno permettono alla società di andare avanti. Ecco, un'ultimissima domanda, io sono giornalista, il rapporto con la stampa e con le televisioni com'è? Allora, libero di dire quello che vuoi. Diciamo che a volte mi arrabbio con quel gazzettino perché non posso dire nulla. Perché secondo me abbiamo un seguito che avrebbe bisogno come posso dire, di avere più spazio nel giornale. Noi il nostro risultato del sabato viene pubblicato il martedì, mentre la Nuova Venezia si dà il risultato della cronaca della partita alla domenica. Pertanto io non capisco perché, io sinceramente, con tutto rispetto, partite di terza categoria non hanno 3 persone che vanno a guardarle, noi abbiamo 300 persone, abbiamo le dirette Facebook che hanno un sacco di persone che guardano, e il movimento è importante, è seguito, pertanto l'interesse viene creato anche se il giornale segue la società sportiva. Lo sponsor ha piacere che veda magari la maglia con il loro nome, il cartellone dal giornale. Ormai Facebook, anche la società di amatori può avere un sito internet da società professionistica, ma certo, la differenza lo fa il quotidiano ancora, no? Esatto. Il locale. E diciamo che a me piacerebbe appunto che il Gazzettino, che comunque è il giornale di riferimento della zona, si desse un po' anche al movimento stesso del calcio 5 più importanza. Ecco, allora, amici e colleghi giornalisti, avete sentito cosa dice, cosa ci ha raccontato. Non passatemi al mercoledì. E qual è così l'esortazione di Marco Chiozzotto. Ho un'altra cosa da chiedere, ne approfitto della possibilità, la nota dolente sono gli impianti sportivi. Gli impianti sportivi che per tante discipline sportive. Per tante discipline, non solo. Assolutamente. Purtroppo sull'impiantistica potremmo fare una puntata, ecco, potrebbe essere un motivo, proprio una puntata per parlare qui in Mestre Mia, chiamare 3-4 persone, anche ovviamente l'amministrazione comunale, lo stesso nostro assessore, potrebbe essere una serata importante. L'amministrazione comunale fortunatamente adesso ci ascolta, è ovvio che non possono fare miracoli, ma almeno una volta ti rimbalzavano, adesso ci ascoltano, e il vice sindaco attuale Andrea Tomaello, che abbiamo avuto qui più di una volta, è una persona veramente a modo, una persona che vorrebbe aiutare molto di più di quello che la realtà gli permette, però almeno sensibilizzate all'amministrazione pubblica, vedo che cercano di fare il massimo, e questo ci può aiutare tutti gli sport, magari tra virgolette minori, a crescere, perché effettivamente non esiste solo il calcio o la pallacanestro, ci sono tantissimi sport. Certo, assolutamente. Infatti abbiamo avuto il cricket la settimana scorsa. Esatto, sono sport magari secondari. E la prossima puntata, ora lo diremo, ti dirò chi avremo. Ok. Bene, siamo arrivati ai saluti, chiudiamo questo terzo appuntamento di Passione Sport Educazione. Diamo appuntamento a martedì 7 giugno, ore 18, sempre qui, negozio Abitare 3 dei Fratelli Trevisan, sempre con l'associazione Mestre Mia, Andrea Sperandio, Francesco Chico Brunello. Salutiamo e Edoardo Bellotto, avremo campione di calcio da tavolo, ex giocatore di calcio, presidente della società Calcio da Tavolo Mestre, lui tra l'altro è stato 2 volte campione italiano.
Vi salutiamo, vi diamo appuntamento al 7 di giugno, grazie a voi della possibilità e l'opportunità che mi avete dato, saluto tutti quanti. Buona serata a tutti. Buona serata.